Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Il significato di questa festa di Santa Lucia, ma soprattutto un suo parlato, un suo messaggio per quanto riguarda questo Natale 2020. Non sono tempi facili, no? Certamente, ecco, per quello che stiamo vivendo, però una cosa che come cristiani, come comunità cristiana siamo chiamati a portare nel mondo è proprio un messaggio di speranza. E credo che la celebrazione anche qui in questa comunità della festa della patrona Lucia, ecco, sia non solo per la comunità ma anche per tutta la comunità diocesana e del mondo intero un messaggio di speranza. Lucia nella sua vita giovanissima ha saputo fare delle scelte e mettere al primo posto Gesù. Una scelta, sappiamo, a quei tempi, ma anche oggi non facile, è stata perseguitata ed uccisa. E credo che con la gioia nel cuore ha saputo andare incontro al Signore Gesù. Una testimonianza anche per i nostri giorni, per i nostri tempi. Sappiamo che il bene avrà sempre la meglio sul male. Importante è che noi crediamo fino in fondo a questo messaggio di fede, di speranza e sappiamo testimoniarlo agli altri con scelte concrete di amore e di solidarietà verso tutti. Questo è il mio messaggio natalizio per tutti. Senta, che messa sarà invece per i fedeli della diocesi di Pordenone Concordia? Per quanto riguarda il Natale, la notte di Natale, il giorno... Certamente è l'incontro con Gesù che si è fatto uno di noi, è una piena valorizzazione dell'umanità. In ogni persona ci ha ricordato Gesù, lui è presente. Quindi io spero che quella sera lì sia sì un celebrare Gesù, figlio di Dio che si è incarnato, ma sia anche portare questo Gesù a tutti quanti, soprattutto a chi è nella sofferenza e nel bisogno. E adesso ringraziamo il Monsignore, e adesso sentiamo invece il titolare della parrocchia. Abbiamo sentito le belle parole che Monsignor Pellegrini, del nostro Vescovo, ha portato. Lei cosa vuole aggiungere ancora? Ma io aggiungerei semplicemente che quest'anno, in modo particolare, questa festa di Santa Lucia, essendo la Santa della Luce, ci doni la speranza e ci faccia uscire dalle tenebre e andare anche noi verso la luce. E questa è la cosa importante, no? Mi pare che questo sia il messaggio più bello che questa Santa quest'anno dona a ciascuno di noi in questo periodo particolarmente difficile per tutti. Dobbiamo capire che noi non siamo i figli delle tenebre, ma siamo i figli della luce. Allora, 30 anni di partecipazione per quanto riguarda i coniugi Quattrin qui a Murlis, 40 per la precisione, ma noi abbiamo fatto 30 più 10 che suona molto meglio e fa molta più, diciamo così, modernità. Allora signora, cosa vuol dire tanti anni di presenza per l'associazionismo e per il volontariato e soprattutto per la sua comunità? Io ho 40 anni che seguo sempre questa festa con devozione, per tutti, e che spero che la Santa metta una mano, specialmente quest'anno su questa benedetta pandemia, che ci torna a riunire un po', perché il paese si sta sperdendo. Ecco, la cosa importante è lanciare anche un messaggio positivo, no? Perché ogni giorno si sente sempre questa negatività legata alla pandemia. Io ho tanta speranza nel cuore, no? Che Santa Lucia mi aiuti
a fare quello che penso. Faccio tanti migliori auguri per un buon perseguimento, buone feste e ci rivediamo a Santa Lucia il prossimo anno. Senta, per concludere, cosa vuol dire fare associazionismo, comunque attività partecipata in una piccola comunità radicata come la vostra? A questi momenti è dura, sono 2 o 3 anni che dura. Noi abbiamo seguito sia il suo consiglio pastorale, quello economico, lui e tutto quanto, però in poco tempo è andato sfasciato tutto. La presenza dei fedeli a messa, i giovani non ci sono, ridono dietro, cosa fa male, perché il Signore non è questo. Ognuno la pensa per amor di tutti i santi come vuole, non voglio fraintendere, però troppo vuoti. E adesso ci auguriamo che il 2021 sia il momento giusto per ripartire. Speriamo, con tutto il cuore. Lo ringrazio. Grazie a lei. E buona giornata. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.